Rieccoci, primo Inter Pares, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, avete visto il titolo di questa sera, rimaniamo uniti che come tutti dicono ce la faremo, ovviamente augurandoci che però terminino quelle cose che stanno accadendo. Stavo parlando di sport, però abbiamo di nuovo il medico collegato, però prima andiamo a leggere i messaggi, ecco perché durante la trasmissione sono agitato Bardelle, perché ho tutte le cose da dire, tutte le cose da fare, ovviamente, anzi io dico sempre fare i complimenti a tutte le televisioni locali che operano in questo settore, perché magari le nazionali hanno 50.000 tecnici, 50.000 che ci lavorano dietro. Noi con quello che stiamo facendo, io parlo e faccio complimenti a tutti, ovviamente stiamo dando un servizio davvero molto importante sul nostro e per il nostro territorio. Allora messaggi, andiamo a leggerne un po' perché ce ne sono moltissimi che arrivano. Il primo: come mai i morti non calano nonostante da quasi 15 giorni siamo chiusi in casa? Poi risponderà il dottor Avruscio anche a questa domanda. Andiamo col prossimo. Fanno bene i sindacati a tirare su un polverone, siamo stanchi di vedere aziende che lavorano anche se non potrebbero, e anche questo poi ne parleremo. Andiamo avanti con l'altro, il PIA, il più grande errore è non aver bloccato autobus, treni, qui i contagi proliferano, sono stati bloccati, hanno iniziato ad essere bloccati anche i treni a livello nazionale, sono stati soppressi le frecce rosse e tant'altro, dunque ci sono molti meno treni e molti meno autobus che corrono. Andiamo con l'ultimo di questa prima serie. Ho una domanda per il dottore, ma in tutte le persone che muoiono si verifica se avevano il coronavirus o no? Anche questa è una domanda che risponderà, però posso anticipare dicendo che sicuramente questa storia non è che sia bello ad ascoltare, sono morti per colpa del coronavirus, perché anche chi avevano altre patologie molto probabilmente senza coronavirus non sarebbero morte. Questa è la verità sacrosanta, è inutile star qui a smentirla. Poi vedremo se il dottor Avruscio mi darà conferma di quanto ho detto. Allora abbiamo collegato di nuovo il dottor Renzo Scafgiante, che è il direttore malattie infettive dell'ospedale di Belluno, però fino a 5 giorni fa, come abbiamo sentito, lavorava all'ospedale di Padova. Vediamo se riusciamo a vederlo. Eccolo qui, ci scusi per il collegamento dottore, adesso la sentiamo meglio. Allora stava dicendo che l'abbiamo interrotta. Nessun problema, complimenti ai tecnici che hanno ripristinato velocemente. No, stavo dicendo che io sono arrivato qua da 5 giorni e ho trovato una organizzazione direi molto oculata, perché i vari presidi ospedalieri, quindi non solo l'ospedale di Belluno ma i vari altri ospedali come Cortina, Auronzo, Feltre, sono stati divisi mantenendo una intensità di cure, dividendo con intensità bassa, media, alta a seconda del paziente. Quindi il paziente si trova ad arrivare nel pronto soccorso e là viene smistato in base alla sintomatologia. E quindi noi abbiamo reparti come è per esempio il reparto di Agoro, l'ospedale di Agoro, dove mandiamo pazienti che stanno tutto sommato abbastanza bene, altri pazienti invece che hanno sintomatologia media possono arrivare alla nostra divisione di malattie infettive. Dopodiché, se c'è un peggioramento delle condizioni, abbiamo i colleghi pneumologi con tutte le terapie di supporto fino ad arrivare, quando è necessario, in condizioni... No, prego. In condizioni di alta intensità fino alla rianimazione. E un'altra cosa, siccome oltre alla infezione da Covid ci sono anche tutte le altre patologie, alcuni ospedali, tipo l'ospedale di Feltre, al momento è rimasto Covid free, quindi dando la possibilità anche a tutte le persone di poter fare quegli interventi di cui hanno bisogno senza che ci sia un'infezione da Covid. Ecco, senta dottore, quando arriva un virus di questo genere, di grande portata, di grandi numeri di persone, a voi sconosciuto, come operate in questo frangente? Cioè, vi arrivano molti casi di questo virus, a tutti voi sconosciuto, perché ovviamente all'inizio era sconosciuto, come si opera a livello ospedaliero con ammalati di questo genere? Beh, per quanto riguarda gli infettivologi, devo dire che siamo abbastanza abituati, perché in questi anni fra infezione da HIV, SARS, H1N1, suina, eccetera, ne abbiamo viste di epidemie e si sa che nella storia le epidemie prima o poi arrivano, solo che sono come i terremoti, non si sa mai quando arrivano e di quale intensità.
È chiaro che quando ci si trova davanti a queste situazioni qua, la cosa da fare è quella di fare una diagnostica la più possibile accurata, in modo da andare a vedere quante persone hanno avuto questa infezione, in modo da cercare di isolarle, perché il problema della epidemia è il fatto che non esiste epidemia senza contatti, quindi se noi riduciamo i contatti, quindi imponiamo l'isolamento, la epidemia chiaramente si riduce. Ecco, senta, e ovviamente c'è bisogno di farmaci. Non avendo un vaccino questo virus, vengono fatti, presumo, e le sto facendo delle domande da ignorante, presumo dei trattamenti medicinali con tentativi. Ecco, in questi tentativi si è trovato un medicinale che aiuta a far soffrire meno chi ha questo virus? Sì, attualmente chiaramente virus nuovo, non abbiamo ancora una terapia codificata e quello che si va a vedere è di poter utilizzare tutti i farmaci antivirali che conosciamo fino adesso. Sappiamo che è un virus a RNA, quindi si sono tentati di utilizzare gli antivirali contro i virus a RNA. Poi sappiamo che in questa situazione c'è una grossa infiammazione a livello polmonare, perché c'è una grossa attivazione dell'interleuchina 6, abbiamo dei farmaci, guarda caso, proprio nei confronti di questa molecola, e quindi pian pianino da nulla si riesce ad arrivare a delle terapie che sono per il momento solo iniziali, ma ci aspettiamo di migliorarle in continuazione. Ecco, senta dottore, un'altra cosa, poi oggi nel sentire Zaia diceva nella sua conferenza stampa che questo virus non colpisce solo i polmoni, ma colpisce anche i reni, il fatto cardiocircolatorio e anche il fatto cerebrale. È vero questa cosa, che oltre a colpire i polmoni è davvero un deterrente anche per queste altre patologie che le ho citato? Certamente, tutti i virus una volta che penetrano nel nostro organismo non è che si fermano solamente a livello di un organo. Quasi tutti questi virus entrano attraverso le vie aeree superiori, quindi i polmoni sono sicuramente i primi a essere colpiti, ma poi dal polmone, attraverso il sangue, il virus è libero di circolare in tutto il nostro organismo finché il nostro organismo mette in campo il suo sistema immunitario, quindi blocca. Quindi certamente ci sono delle complicanze anche a livello generale, diciamo. Ecco, senta, praticamente l'indice che arriva a questo virus è la febbre, è proprio il primo sintomo più importante, una febbre di una certa levatura, ovviamente, che può far capire che è una cosa da guardare con molta attenzione e da seguire con molta attenzione. Sì, diciamo che la febbre è la risposta che di solito il nostro organismo ha nei confronti di tutte le infezioni, quindi la febbre da sola non ci dice molto, soprattutto in questo periodo invernale o di fine inverno. È chiaro che la febbre all'interno di una situazione epidemica fa sì che tutte le persone che hanno febbre vengano attenzionate e soprattutto sottoposte a una diagnostica che preveda anche l'esecuzione del tampone per andare a vedere se sono venuti o no a contatto con questo virus. Senta, l'ultima per quanto mi riguarda, la ringrazio ovviamente dottore del suo intervento perché è stato molto preciso e anche interessante. Dicono, io le dico quello che sento dire, che quando arriverà il caldo questo maledetto virus il caldo lo soffre. È vero o è una cosa tanto per mettere un po' di morale positivo a tutti quelli che stanno attraversando questo momento? Diciamo che forse soffriamo più noi il caldo del virus. No, quello che succede quando è caldo è che di solito la gente sta almeno in situazioni di agglomerato e quindi si riducono i contatti, ma il virus di per sé non è che vada a soffrire molto il caldo, tant'è vero che vive benissimo nel nostro organismo dove ci sono 37, 38, 39, anche 40 gradi. Quindi il fatto che d'estate molto probabilmente viviamo meno stretti e quindi ci sono meno contatti. E quindi l'unico tramite sono questi maledetti, uso questo termine, contatti, bisogna rimanere a distanza uno dall'altro, tutte le precauzioni che sono state dette, ripetute e che la gente ha iniziato a comprendere abbastanza, insomma, perlomeno ad oggi, diciamo così. Certo, non esiste epidemia senza contatti. Perfetto, grazie dottore, buon lavoro.
Buona serata a voi. Ciao. Grazie, ora ritorno da Bardelle perché abbiamo collegato sia il presidente della federazione atletica Alfio Giomi, l'abbiamo collegato telefonicamente, mentre abbiamo via Zoom collegato Diego Bonavina, che è l'assessore allo sport e anche rappresentante dell'Associazione Italiana Calciatori, nel ragionamento che facevamo prima con Gianfranco Bardelle, che a livello ovviamente sanitario, a livello di interesse per la salute è giusto sospendere tutti, però oggi ci sono anche degli interessi che poi andremo a parlare con l'economista economici, e quindi ecco, il fatto che ci saranno e ci sono problemi economici, cosa vorrà dire per il futuro secondo te, Gianfranco Bardelle? Ma io credo che ci debba essere un'attenzione da parte delle istituzioni pubbliche, Stato e Governo, nei riguardi del movimento sportivo. Sappiamo che il movimento sportivo è considerato un divertimento, gente volontaria eccetera, però se dobbiamo rimetterlo in moto, questi dovranno essere aiutati, dovranno essere considerati come un elemento importante per un'Italia che vuole venire fuori da questa situazione, per tre questioni molto semplici. Prima di tutto per la salute, perché lo sport porta salute e benessere fisico, e se non vengono finanziate le società sportive che riprendano la loro attività, se non vengono riaperti impianti eccetera, ne è penalizzata la salute. Secondo, devo ricordare per la nostra regione, io dico date alla nostra regione, che l'1% della nostra regione è data dal turismo sportivo. Se tu non finanzi le società che organizzano i grandi eventi internazionali sportivi nella nostra regione, lungo la costa, Abano e Montegrotto, oppure sul lago di Garda, credo che sarà un danno gravissimo per l'economia. E terzo, noi sappiamo che ci siamo impegnati molto come mondo dello sport per la disabilità, e la disabilità deve essere aiutata e può avvenire solo attraverso lo sport, renderli uomini e donne come noi. Questo avviene solo nel mondo dello sport. Allora abbiamo collegato il presidente della federazione dell'atletica. Buonasera Giommi, vediamo se riusciamo a sentirlo. Buonasera. Buonasera, grazie della sua disponibilità. Innanzitutto noi ci siamo già conosciuti perché è venuto anche mio ospite nella trasmissione. Allora, l'atletica è la regina delle Olimpiadi e i suoi atleti come l'hanno presa questa soluzione di spostare di un anno le Olimpiadi? Ma è chiaro che chi ha preparato 4 anni e si trova a veder rimandato tutto non può rimanerci bene, però più che una scelta è stato un dovere, non era pensabile poterlo fare, per cui poi facciamo parte tutti di una società, la salute è la cosa più importante, non avrebbe avuto nessun senso organizzare le Olimpiadi in queste condizioni, per cui ognuno l'ha capito, si sta organizzando per essere pronto l'anno prossimo. Ecco, ma al di là che ovviamente è più importante, come ha detto giustamente lei, la salute, cosa succederà? Cioè certi atleti non potranno più partecipare alla prossima Olimpiadi perché a una certa età, certi altri ci rimetteranno sotto un profilo economico. Ecco, all'interno del movimento cosa succederà a questo spostamento delle Olimpiadi secondo lei? Ma francamente devo dire che ognuno si riposizionerà, cioè saranno pochissimi quelli che non parteciperanno per limiti di età. Forse il problema più grande in questo momento è per l'atleta più importante che abbiamo, ma che fa il nuoto, è Federica Pellegrini, che dice dover lavorare ancora un anno a nuotare, ma nessuno rinuncia ormai alle Olimpiadi. Chi ci ha lavorato 4 anni continua un anno ancora. Per uno come Gianmarco Tamberi è stato un dramma, pensando che aveva dovuto rinunciare nel 2016 a Rio. L'idea ora di rinunciare il 2020 a Tokyo è stato pesante, ma quello che ha detto mentre ho dovuto dire addio a Rio, a Tokyo dico arrivederci, ci vediamo fra un anno. Ecco, ma se questa sosta, Presidente, si protrarrà, auguriamoci tutti di no, però io le faccio una domanda, questi atleti perderanno anche il modo per poter allenarsi, per poter prepararsi anche per l'anno venturo, perché se questa storia avrà un breve tempo, ovviamente anche loro potranno riprendere le loro attività nei vari club e nei vari punti di allenamento, ma se ciò non accadrà e questa si protrarrà con il tempo, sarà un danno anche grave sotto un profilo fisico per gli atleti? Vabbè, sarà un problema, però è un problema di tutto il mondo.
Cioè, qui francamente è peggio di una guerra, siamo in una situazione di una virulenza tale per cui non voglio dire che è l'ultimo dei problemi. Chiaramente un atleta di questo livello sa poi come riorganizzarsi. Noi abbiamo detto a tutti di mollare in questo momento, abbassare le tensioni, questa è stata l'indicazione del direttore tecnico, per poi riprendere, vedremo. Oggi sono ancora in ballo i campionati europei che erano immediatamente dopo i Giochi Olimpici, non sappiamo se verranno rinviati oppure se verranno già effettuati quest'anno, per cui sicuramente comunque l'anno sarà valido come qualificazioni per Tokyo, quindi andrà ridisegnato, ma non sarà comunque un anno perso. Certo, grazie. Voleva chiedere qualcosa al Presidente? Volevo salutare il Presidente Giomi, sappiamo che la regina degli sport è l'atletica e prendere atto di questo è stato molto molto importante. Grazie a voi. Grazie Presidente. Allora invece andiamo da Diego Bonavina, che l'abbiamo collegato tramite Zoom, perché ovviamente che il mondo del calcio è in fermento per via di tutto quello che sta succedendo, tutti si chiedono costantemente ma riprenderanno i campionati, si giocherà a porte chiuse, luglio, agosto e tant'altro, giocatori preoccupati perché ovviamente non tutti, come dicevo prima, hanno lo stipendio di Ronaldo e quindi devono mantenere le loro risorse economiche per poter vivere. Ecco, collegato abbiamo Diego Bonavina, assessore allo sport del Comune di Padova, ma anche rappresentante dell'Associazione Italiana Calciatori. Allora, buonasera Diego, grazie di essere con noi. Allora, com'è la situazione per quanto riguarda gli atleti nel mondo del calcio? Allora, buonasera Giorgio, intanto saluto te, saluto i telespettatori, ma saluto anche particolarmente Gianfranco Bardelle, con cui condivido un pensiero sportivo che ci accomuna, ma saluto anche molto volentieri il dottor Avruscio che vedo collegato. La situazione, Giorgio, è molto semplice nella sua difficoltà, nel senso che oggi non sappiamo esattamente quello che succederà perché era fissato un Consiglio federale per il 23 marzo e il Consiglio federale ovviamente è stato rinviato perché la situazione è ancora in evoluzione. Quindi non si possono fare delle previsioni su quello che accadrà. Certamente ci sono stati dei passaggi importanti che sono stati in primis il rinvio degli europei. Il rinvio degli europei ha di fatto liberato il calendario e quindi questo vuol dire che le federazioni sportive europee hanno dato priorità ai campionati e alla Champions League. Fra questi ancora più priorità ce l'avrà il campionato rispetto alla Champions League e quindi andiamo in quella direzione, però adesso fare delle previsioni su quando potrà ricominciare il campionato è veramente difficile, anche perché secondo me c'è stato un errore di base che è stato quello di non imporre uno stop generale degli allenamenti. Allora si legge ogni giorno che una squadra vuole ricominciare gli allenamenti, l'altra squadra no, l'altra squadra ha dei giocatori in quarantena e quindi questo intanto mina la regolarità del campionato, già di per sé minata da questa situazione che ha di fatto nel momento clou ha imposto uno stop di un mese e forse più del campionato stesso. Quindi la prima cosa da fare secondo me era dire ok, fino al 15 di aprile, adesso dico una data a caso, fino al 15 di aprile non ci si allena più e dopo si ricomincia, se le condizioni lo permetteranno, il 16 di aprile e si danno 15 giorni di tempo per potersi rimettere in forma, tra virgolette. Questo non è stato fatto, per cui siamo nella situazione in cui liberi tutti, aspettiamo un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, perché ricordo a me stesso che le previsioni scadranno il 3 di aprile e quindi da questo punto di vista aspettiamo che ci sia una presa di posizione per dopo il 3 aprile. Certo. E questo vale per tutti. Ascoltami Diego, Diego, ti chiedo scusa perché non riusciamo a vedere bene il tuo viso perché molto probabilmente era un po' troppo... Sì, ecco, scusami. Perfetto, adesso va bene. Volevo chiederti Diego... Giorgio, non è male che non si veda il mio viso. No, va bene, però al di là di tutto Diego, oggi ho letto le dichiarazioni di qualche giocatore che ha detto però io, non ovviamente di Serie A, se le società non ci danno più lo stipendio, ovviamente io devo pagare l'affitto della casa ugualmente. E quindi cosa succederà in questo senso? E la seconda domanda
se sei rapido nel rispondere. Poi se i grandi club, come hai detto te, danno la priorità al campionato italiano, però dicono bene ragazzi, domani si gioca però a porte chiuse, vuol dire che ancora la possibilità di essere intaccati da questo virus c'è, e quindi non c'è quella sicurezza di poter giocare ugualmente. Non è migliore l'ipotesi di dire quest'anno troverà una soluzione, è andata così e viva il parroco, come si dice da noi? Allora, intanto parto da quello che è un mio pensiero. Il dottor Avruscio sicuramente mi potrà smentire da questo punto di vista, perché lui ha competenze mediche che io non ho, e io parlo solo ed esclusivamente da tecnico dello sport, se così mi posso definire. Io dico che ci saranno 1000 motivi per cui l'epicentro di questa pandemia in Italia sia Bergamo, però io ricordo che il 19 di febbraio c'è stata una partita di Champions League tra Atalanta e Valencia, in cui 60.000 persone si sono ritrovate all'interno di uno stadio, ed eravamo nel pieno di questa svilupparsi di questa epidemia. Verissimo. E io non credo che sia una coincidenza così particolare per cui adesso a Bergamo si registra tutta questa situazione, perché se quello che ho sentito dire, ma quello che ormai diciamo tutti, se il contatto tra le persone produce questo espandersi di questa epidemia, io credo che quella situazione abbia di fatto scatenato un problema quasi irreversibile, e Bergamo oggi ne paga le conseguenze. Non lo so se sia direttamente collegato, però certamente è un indizio che mi lascia pensare che le partite non possono essere disputate fino a che non ci sarà una condizione che può garantire la salute di tutte le persone, non possono essere disputate a porte aperte. Quindi non lo so se a fine aprile, primi di maggio, quando si prevede che possano ricominciare i campionati, ci siano le condizioni per poter rimettere assieme tante persone. Io personalmente, e lo dico da amante dello sport, allo stadio non ci andrei in una situazione del genere, perché a un mese di distanza da quella situazione che stiamo vivendo la vedo difficile che ci possano essere le condizioni per poter evitare i contagi. Detto questo, Giorgio, torno alla tua domanda, che è quella di dire: ma io devo pagare l'affitto, io giocatore di calcio? Allora, ci sono certamente delle situazioni che vanno analizzate. La prima è che dei provvedimenti che prenderà la Lega di Serie A di concerto con l'Associazione Italiana Calciatori non possono essere ad personam, per cui Ronaldo che guadagna 10 milioni di euro deve rimetterci il 20% dello stipendio, e quello che guadagna 50.000 euro se ne deve rimettere lo stesso. Cioè, la percentuale sarà sempre quella, è in base al contratto economico che uno ha. Quindi è logico che ci saranno quelli più penalizzati, quelli meno penalizzati, però è una situazione nella quale adesso dovrà essere gestita tra l'Associazione Italiana dei Calciatori, che rappresenta i calciatori, e le leghe di competenza. Sei stato chiaro. Dico io che, e finisco Giorgio, scusami, dico io che in questa condizione andare a parlare di decurtazione degli stipendi dei calciatori quando siamo di fronte a una pandemia di questo genere, io dico affrontiamolo dopo, cioè adesso risolviamo prima i problemi del paese, che è più importante. Ecco, Diego, è chiaro, noi abbiamo parlato, in effetti abbiamo diviso la parte, questa trasmissione, prima dal punto di vista sanitario, poi dal punto di vista sportivo, perché ovviamente la notizia che non si faranno le Olimpiadi quest'anno era molto importante, era giusto parlarne, e poi sotto un profilo economico, perché l'importanza è sanità e poi l'economia, sono d'accordo con te. Però l'ultima che riguarda l'economia ve la devo fare, una perché sapendo che veniva Gianfranco Bardella pubblicizzata nei nostri social abbiamo ricevuto delle domande e di conseguenza la faccio anche a te, Diego. Ci sono molte palestre, anzi diverse, non molte, che ci hanno chiamato in questi giorni dicendoci ho degli atleti che non sanno quando verrà riaperta la palestra e ci richiedono il rimborso della tessera che hanno pagato annuale. Se facciamo ciò chiudiamo palestre, palestrine e tant'altro. Questa che può essere un'eventualità non remota. Diego Bonavina, e qui ti faccio la domanda come assessore allo sport e a Gianfranco Bardella come presidente del CONI regionale, l'avete presa in considerazione anche questa possibilità e questa eventualità che succeda uso un termine non bello, ma casino anche in questa situazione?
Giorgio, Gianfranco ti ha già risposto prima. Io come assessore allo sport del Comune di Padova ho fatto una richiesta al CONI dicendo che le nostre associazioni, ma credo di rappresentare tutto il pensiero degli assessori allo sport dei comuni delle città italiane, vivranno una situazione di estrema difficoltà. Perché leggevo oggi su un quotidiano nazionale che già si prevede che il 30% delle associazioni sportive sparirà. Ecco, noi dobbiamo fare in modo che le Olimpiadi si svolgano regolarmente nel 2021, ma nella stessa identica maniera, anzi forse con maggiore attenzione, dobbiamo fare in modo che quel 30% di associazioni sportive deve continuare a vivere. E per continuare a vivere non sono sufficienti le pacche sulle spalle che l'assessore allo sport o il presidente del CONI regionale può dare e a dire a tutti i presidenti bravi, bravi, bravi. È necessario un intervento economico che io ho formalmente richiesto sia al ministro dello sport Spadafora che al presidente del CONI, perché si faccia da tramite con Sport e Salute, perché è necessario, indispensabile un provvedimento che aiuti economicamente le associazioni sportive, perché se le associazioni sportive chiudono, i nostri ragazzi non fanno più sport, sono più per strada, è un problema non solo di salute, ma è anche un problema sociale. Sì. Quindi dobbiamo renderci conto che lo sport non è l'ultima ruota del carro, ma lo sport è trainante per il paese e come tale merita attenzione. Perfetto, vuoi aggiungere qualcosa? Franco Bardella, che poi saluto e congedo. Concordo in pieno, e certamente adesso siamo nella fase del coronavirus, domani siamo nella fase che dobbiamo aiutare le società sportive a uscire da una situazione. Però il lavorare già da ora, perché un domani non può essere troppo tardi, nel ragionamento che faceva Diego Bonavina, perché se un domani queste appunto attività potrebbero chiudere davvero, infatti, quindi bisogna lavorarci già da oggi. Subito noi, infatti anche noi abbiamo chiesto attraverso la Regione Veneto e l'assessore Corazzari che vengano fatti dei fondi a favore delle società sportive senza scopo di lucro, in modo da poter che queste società rimangano, rimborsino magari le quote, oppure quelle quote vengono usate nel futuro. Grazie Diego Bonavina. Ciao Diego. Giorgio, buonasera a tutti. Giorgio, se mi consenti ancora 10 secondi, è possibile? Certo. Ecco, volevo soltanto fare un appello a tutte le associazioni sportive di Padova, che il Comune di Padova ha 70 impianti sportivi comunali che sono gestiti. Mi riferisco al fatto che ci sono tanti impianti sportivi che vanno manutentati e attualmente la manutenzione non è possibile, ma il rischio di non manutentare può portare dei danni alle strutture. Mi riferisco in primis alle piscine. Padova Nuoto e Plebiscito mi hanno già fatto una richiesta che io ho girato al prefetto per poter essere autorizzati a continuare la manutenzione qualche giorno alla settimana. Ecco, mi rivolgo a tutte le associazioni sportive che questa manutenzione non è possibile in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi è necessario avere un'autorizzazione prefettizia e il Comune di Padova può essere un recettore per queste richieste. Fatele perché è necessario essere autorizzati, non possiamo fare in modo che le strutture comunali e le strutture anche private possano finire in degrado. Grazie Diego, grazie anche dell'annuncio che hai fatto e avuto il consenso anche del Presidente Gianfranco Bardelle e credo che abbia detto delle cose sicuramente interessanti anche per i nostri telespettatori. Grazie. Prima della pubblicità faccio un salto da Elisabetta, se è novità dal web, che Elisabetta è lì che sta guardando se arrivano notizie fresche. Elisabetta. Segnalo che c'è stato un quinto contagiato nella città del Vaticano, quindi si tratta di un monsignore italiano che è in servizio presso la segreteria di Stato Vaticana ed è stato risultato positivo al coronavirus e portato in ospedale. Quello che preoccupa è che il prelato vive da tempo a casa Santa Marta, che è la stessa residenza vaticana dove abita Papa Francesco, e quindi l'edificio e chi vi vive per l'edificio e per chi vi vive sono state adottate le misure di prevenzione previste dai protocolli. Quindi anche il Papa?
È preoccupante il fatto che questa persona, insomma, riscontrata positiva e portata in ospedale, viva nella stessa residenza. Ovviamente non si tratta di un appartamento, cioè, le dimensioni sono notevoli, però c'è questa è preoccupante, allarmante il fatto. Ecco. Perfetto, bene che l'hai detto Elisabetta. Noi andiamo in pubblicità, ricordando per chi non può fare attività sportive che noi tutte le mattine su Trivenet alle 10:25 abbiamo la rubrica ginnastica in salotto, quindi chi vuole si collega per mezz'oretta, segue i nostri istruttrici e può fare un po' di ginnastica in casa, non potendo ovviamente uscire. Rimanete con noi a tra poco.